Quello è mio, quello è mio. Questo è mio! Foxy, vedi che se mangi troppa cioccolata ti cadranno i denti! Ma che stai dicendo? Smettila! Ma te stai mangiando veramente troppa! Fai attenzione! Crazy, mi fa male il dente! Non dirmi che non te l'avevo detto! Io ti ho detto che se mangi troppa cioccolata ti fanno male i denti dopo! Crazy, devo andare subito al dentista! Foxy, dai, subito vai in bagno, dai! Ti accompagno io dal dentista! Ok, vado a lavarmi! Pronto, dottore? Siamo pronti? Sì, arrivo! La 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 la. Questo Foxy? Sei un po' in ansia, ti vedo tremare un po', nel senso, non ti preoccupare! Non ti preoccupare, non succederà niente, amico mio! Dai, siamo solo dal dentista, su! Anzi, sai che ti dico? Vado un attimo in bagno! Mi scappa, sai tu cosa? No, non lasciarmi solo, fai presto, ti prego! Siamo pronti a entrare in missione, ragazzuoli! Tutto questo è il vestito da dentista e Foxy non si aspetta minimamente quello che sta per succedere! Dov'è Crazy? Quando arriva? Siamo pronti! Trasformazione! Oh, quanto fumo! Piacere a tutti! Io sono il dottor Crazy Style e oggi per il nostro amico Foxy ci sarà una bella sorpresina! Siamo pronti per entrare in scena e gli faremo capire a Foxy che non deve mangiarsi i miei cioccolatini! Andiamo, Carl! Signor Foxy! E lei? Allora, prego, è attesa in sala dentisti. Sì, si alzi. Allora, è pronto a sacrificare questi bei dentini, eh? Che stai sacrificando? Ora lo vedrà, prego, si accomodi. Allora, sì, signor Foxy, Sì? è pronto? Allora, togliamo gli occhiali assolutamente, vediamo. Vedo che è molto pronto. Allora, mi faccio controllare i denti. Non c'è niente. Ok. Allora, innanzitutto le do questa qui che le servirà per allenare i denti. Non... Che senso, signor? Questa qui, la aiuti, prego. Ed è anche buona da mangiare, no, era una pietra, mi scusi. Allora mi faccio controllare un attimo. Controlliamo un attimo i denti. Oh cavolo, la situazione qua è molto grave. Perché? Ma lei ha mangiato tanti cioccolati. Io? Tini, No. No, ok. Sì, oh cavolo. Quanto è grave, mi sa che dobbiamo operare qui. Cosa? Operare? No, signor dottore, non mangerò più cioccolatini. Perché si sta giocando le dita, dottore? Allora, siamo pronti. Si metta qui, prego. Allora, bene. Le sta facendo male per cosa? Perché io... No. Male. La situazione è più grave di quanto previsto. Oh, cavolo, che denti brutti. Scusi, dottore, non mangerò più cioccolatini sul propretto. E secondo lei io ci credo che non mangerà più cioccolatini, signor Foxy? No, io non giuro. Detto. Bene, allora passiamo alla fase successiva. Dica A. B. No, dica A. C. No. Dica. Oh, ok, bene, ci siamo. Sì, ora vedo. Oh, cavolo. La situazione è proprio grave, dobbiamo toglierle un dente. Dottore, se posso chiedere, come si leva un dente? Caro paziente, con questa. Ah, ok. E anche con questa. Apra la bocca, ci
ho fatto. Allora, sì, senta, oh cavolo! Gaia! Ho sbagliato il dente! Ho tutto quello sbagliato! Lo rimetto le gioie! Lo rimetto, provo. Oh no! Non posso più rimetterglielo, ragazzi. Vado da un altro dentista, salve! Gaia dente! Signor paziente Foxy, allora, adesso le metterò una cosa, si chiuda gli occhi. Che cosa? Chiuda gli occhi, servirà per proteggere i suoi denti. Ok, bene. Ok. Ma mi sento un po', non posso parlare. Sì, è normale l'effetto. E le ho detto di togliere gli occhiali. Non vorrei essere cattivo. Ecco, allora faccio il bravo. Bene, si chiuda gli occhi un attimo, chiuda, apra, ok, chiuda gli occhi. Sì, stia un attimo con gli occhi chiusi. Sì, arrivo, Ragazzi, con questo gli faremo capire che gli abbiamo tolto tutti i denti. Ok, allora, è pronto a vedere i suoi denti? Apra gli occhi, eccoli qua. I miei denti! Mi va malissimo! Ah no, ci sono i miei denti. Cavolo, ragazzi, se ne è accorto? Non pensavo si accorgesse che avesse ancora i denti. Ragazzi, questo qui è un fitto bisturi, insomma, che quando lo previ entra all'interno. Ma questo ovviamente Foxy non lo sa e ora lo facciamo impaurire. Allora, signor Foxy, stia calmo, Mani a posto. Allora, è pronto, si chiuda gli occhi Mi fa male ma non sento il dolore! In che senso? Gli fa male ma non sente il dolore? È proprio stupido, Foxy! Ma sì, è finto, lo capisce? È finto, era solo per vedere la prova. Ok. Allora, ci sa... È finto! Dobbiamo vedere. Bene, un po' di carie. Sì, devo andare un attimino in bagno, arrivo, Ok. Se n'è andato. Mi è venuta una bella idea. Che sa di cioccolato! Mangiamo tutto prima che arriva! Ehi, tu! Cavolo, pensavo stessi mangiando della cioccolata! No, è impossibile, io cioccolata non mi piace la cioccolata. Aspetta un attimo! No, non ho mangiato della cioccolata! Sicuramente. E tu pensi che io ci creda? Che cos'hai nelle mani? Che cos'è questo, Questo che cos'è? Che cos'è? E poi... Perché la sua bocca è sporca di Nutella? Ho mangiato una mela. Mi risponda sinceramente! Di chi erano questi cioccolatini, Di chi li ha comprati, Io li ho comprati. Chi? Io! Ah sì, e chi li ha comprati? Li ha comprati il mio amico Crazy, però io glieli ho rubati perché vogliono tutti i cioccolatini. Quindi li ha comprati il suo amico Crazy. E mi dica una cosa, ne ha ancora cioccolatini? Sì, ne ho ancora 5 pacchi, li ho rubati tutti a noi. 5 pacchi, me li dia subito! Ecco uno, due. Dove? Poi 3, poi 4, poi 5, 6, 7. Si fermi un attimo. Io qua vedo carta e 1, 2, 3 cioccolatini rimasti. Solo 3! Se li è mangiati lei? 1, 2, sono solo 2, signor dottore. Mi sta facendo incavolare! Si viene subito! Adesso le stacco tutti i denti per venga qui! Vediamo quale cioccolato potrei prendere. Aspetti un attimo! E lei qui cosa ci fa, Le avevo detto di non mangiare più della cioccolata! Stavo prendendo l'acqua! Stavo prendendo l'acqua, ok, bene. Allora posso andare? Basta,
dottore, ma comunque lei mi ricorda un po' il mio amico Crazy. No, sì, lo conosco quel tizio. Sì, ora devo andare, scusi, sì, scusi, ho chiuso. Anche oggi la mia giornata di lavoro sta continuando. A chi tocca? Vediamo a chi tocca. Oh, vediamo che numero sono sempre emozionato. Non si stacca. Numero 76. Allora, tocca al 76. Allora lei è il 76. 76, sì, certo. Mi faccia vedere il numero, sì, è proprio il 76. Allora, le è piaciuto il servizio, dottor Stein? Sì, devo dire che i miei denti sono molto riparati. Bene, sto un attimo facendo il conto. Allora, sega 1, martello 2, bisturi, operazione. Ok, le faccio subito il conto. Grazie. Tanto di sicuro mi basteranno i 100 euro che ho rubato a Crazy. Allora, prendo la calcolatrice. Sì, le faccio subito lo scontrino. Totale 10.000 euro. Voilà. Ecco fatto. Andiamolo a consegnare a Foxy. Ecco a lei. Lo so che è un po' calcato, ma non si preoccupi, non ha stampato bene. Sono 10.000. Ok, 10.000 euro. Ok, dobbiamo contare che lei ha fatto incavolare molto il dentista. Dopodiché non si voleva togliere il dente, le abbiamo tolto tutta la dentiera, l'abbiamo rifatta, la sega. Sì, sono proprio 9.999 per lei. Che non ce l'ho questi soldi, non mi faccia arrestare, la prego. Male, chiamo subito la polizia. Ok, pronto polizia? Sì, qua c'è uno che non vuole pagare il biglietto. No, mi scusi, glielo pago. Prenderò i soldi dal mio amico Crazy e la prossima volta vengo a pagarglieli. Ma dov'è Crazy? Io non so dov'è il suo stupido amico, ma lei non ha pagato e oggi saranno gravi conseguenze. Sì, via. Sì, vi prego, arrivate subito perché questo cliente è veramente incosciente. No, la prego. No, non li pagherò. Alla fine l'abbiamo pagato il nostro amico Foxy. I cioccolatini me li consegna. Buoni. Oh, il dottore non c'è, quindi posso giocare quando voglio. Oh, ma che figata, ma cambia il numero. Come stai, amico mio? Allora, com'è andata? Ma che stai facendo? Oh, che figo! Puoi cambiare il numero! Ma tu sei il dottore! Innanzitutto siamo in uno studio dentistico. E poi che significa che sono il dottore? Avevo una parrucca perché ho comprato una nuova parrucca. Non si gioca con queste cose! Non prendermi in giro! Ok. Ma mi hai appena detto che non si deve giocare con queste cose! Allora andiamo? Quanto ti ha fatto pagare? 10.000 euro! Cavolo, mi dispiace, amico mio! Sì, ma tanto ce li ho i soldi per pagare! Ok. Non ci crede nessuno, Foxy. Crazy, ti prego, non farmi arrestare! Io devo pagare 10.000 euro e tu ridi! Ma Foxy, ma che 10.000 euro? Dai, andiamo. Non sto capendo! Vabbè, probabilmente li avrai pagati tu. Sì, li ho pagati io, amico mio. Andiamo. Allora, McDonald's o pizza?